presso l'azienda agricola di Marconlino e siamo qui per parlare del prodotto che è tipico della stagione invernale, che è il radicchio. L'azienda Marconlino di Montagnana produce radicchio nelle 3 varietà che vanno per la maggiore, sì. E quindi il radicchio di Verona, il radicchio di Treviso e di Chioggia. Cicorium intibus, questo è il nome botanico del radicchio che appartiene alla famiglia delle composite, sì, come le margherite, come i girasoli. Come tutte le verdure noi le ricerchiamo per il contenuto vitaminico, per i sali minerali. In effetti è questo che il radicchio ci dà vitamine, ci dà sali minerali, ci dà fibra e in particolare il radicchio è ricco di ferro, è ricco di potassio, è ricco di vitamina C e vitamina B. In passato poteva rappresentare, come effettivamente è stato, anche così una toccasana per preservare da problemi di carenze. Per quanto riguarda il radicchio in particolare, è una pianta biennale che si coltiva a cominciare dall'estate, al periodo più caldo dell'anno, per essere raccolto poi nel periodo più freddo. Stiamo puntando a ritornare come 20 anni fa perché al tipo originale. Esatto, 20 anni fa avevamo questo tipo di radicchio, veramente i germoglio stesso. Ultimamente siamo arrivati a un Verona che non si capisce se è un Treviso o se è un Chioggia. Allora abbiamo fatto una scelta noi, abbiamo detto ritorniamo un po' alle origini e abbiamo visto che il consumatore stesso apprezza lo sforzo. Oltre Verona di una volta abbiamo il Chioggia tradizionale, il lungo di Treviso e abbiamo le patate, questo è il nostro cavallo di battaglia, questo qua comunque sono frigo conservate appunto per andare avanti fino al nuovo prodotto. Patata e radicchio sono un po' l'emblema di questo territorio, tutta la zona diciamo del montagnanese, del colognese e dintorni le terre cosiddette del Guado e del Frassine hanno questa vocazione. La coltura del radicchio, così come quella della patata, si è diffusa notevolmente in questi ultimissimi decenni anche per queste motivazioni qua. Terreni vocati, terreni fertili, la cerealicoltura non può più bastare. Vorremmo sottolineare l'opportunità che questa coltura continua a offrire al territorio. Il radicchio per molte aziende locali ha costituito una possibilità di aggiungere, di arrotondare il reddito rappresentato dall'agricoltura tradizionale, quindi dalle colture tradizionali. Teniamo in mano entrambi questi piccoli germogli di radicchio che sono il radicchio di Verona, quello originario, il tipico radicchio di Verona, così piccolo, così un grumetto praticamente che si andava a raccogliere nei prati, tra i vigneti, dove si seminava così come coltura, non tanto da reddito ma per integrare la cucina più che altro. Siamo tornati a questo radicchio originario perché l'azienda Marcon crede in questa riscoperta. Ovviamente la produzione non potrà essere quella di 100-150 quintali ad ettaro, ma ben inferiore. È molto richiesto questo prodotto. La gente molto probabilmente ha capito, apprezza ancora la tradizione effettivamente e le caratteristiche ovviamente. E invece ho osservato che questo radicchio di Treviso è stato privato del classico moncone di radice. Il commerciante stesso nella fase di lavorazione aveva uno scarto di un 5-10%, ha provato a inserire nel mercato il radicchio senza radice e ha visto che va. Che la gente non è così interessata. A noi di tagliarlo, adesso è qualche anno che il prodotto va. Alla gente non interessava più di tanto questo. Una volta magari si mangiava anche la radice stessa. Sì, per chi apprezza il radicchio, radice pur essendo molto amara magari. C'è qualcuno, però la massa non preferisce il prodotto senza radice. Allora adesso abbiamo visto il punto vendita, il prodotto, una descrizione così abbastanza sommaria che poi casomai andremo a approfondire. Andiamo a vedere dove si raccoglie? Andiamo. Siamo sulla macchina che raccoglie e in cui è possibile poi semilavorare il radicchio di Treviso in questo caso qua. In questo caso il radicchio di Treviso. Sì, questo radicchio non è il classico Treviso che siamo abituati a vedere magari dal fruttivendolo, quello costoluto, ecco, e snello, ma è adatto alla frigo-conservazione, quindi questo sarà soggetto a una lavorazione successiva e quindi verrà privato delle foglie più esterne fino ad arrivare a una parte interna che è molto più bianca e rossa. Quindi buona parte delle foglie che abbiamo ora saranno eliminate successivamente. Sicuramente, anche perché il radicchio adesso, essendo grosso così, non è commerciabile e lavorando ulteriormente diventa una pezzatura omogenea
giusta per il mercato. Sulla selezione, so che molte delle aziende della zona hanno questa tendenza a prodursi, ad autoprodursi il seme, per cui ci sono tante selezioni spesso per quante aziende che abbiamo, insomma. E questo è stato anche il motivo per cui da un radicchio di Verona che era originariamente piccolo, un grumetto praticamente rosso e consistente, si è arrivati a delle pezzature molto più importanti con delle produzioni per ettaro molto maggiori. Però non si tratta più di radicchio di Verona, ma di qualcosa che è una via di mezzo tra Verona, Chioggia e Treviso. Voi avete fatto poi questa inversione di tendenza per tornare all'origine e quindi avere anche un prodotto di pregio e quindi il prodotto che è il vero Verona. Però adesso stiamo vedendo le fasi di semilavorazione, diciamo, di questo Treviso. Ecco, possiamo osservarlo scorrere, riempire praticamente i pallet, i bins, poi arriveranno al magazzino e saranno destinati alla frigoconservazione. L'azienda Marconlino aderisce al progetto della Coldiretti di Campagna Amica. Vogliamo spiegare cos'è? Campagna Amica è un'iniziativa nata come Coldiretti per promuovere il prodotto nazionale del territorio a chilometri zero per andare direttamente al consumatore. Ormai siamo arrivati a avere dei guadagni talmente irrisori che dobbiamo assolutamente andare a consegnarlo direttamente al consumatore per avere un margine di guadagno. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo aderito a Campagna Amica e di conseguenza questo ci stimola a avere raccolti oltre al radicchio, che adesso è la stagione del radicchio, avere raccolti ulteriori, la salata, cavoli, cappucci, un po' tutto quanto. Quindi cercate di offrire al cliente una gamma di prodotti per cui se uno viene qua è come se andasse a fare la spesa dal fruttivendolo. Esatto. Ecco. Questa iniziativa quindi della Coldiretti non è solo un vantaggio, direi, per l'agricoltore o per le aziende agricole, ma è anche un vantaggio in modo particolare per i consumatori perché hanno la possibilità di acquistare direttamente dal produttore, quindi a prezzi che sono vantaggiosi, per un tempo dei lungo. Prodotti che poi, di cui conosce la provenienza, esatto, e può verificarne anche la genuinità. Per noi montagnanesi la famiglia Marcon rappresenta un riferimento. Io partirei dal nonno stesso, dalla quarta generazione, perché il nonno aveva 2 campi, aveva 7 figli anche lui. Con 2 campi ha detto: cosa devo fare? Devo fare solo orticolo. È partito così. E allora devo ringraziare il nonno perché è stato uno stimolo. È partito con il radicchio stesso, negli anni 50 dopo guerra, proprio nella miseria. Sono cresciuti i figli, di conseguenza i nipoti che siamo noi. Noi fratelli molto probabilmente abbiamo capito che è l'unico sistema per essere uniti, l'unico sistema per avere un reddito in azienda, per vivere, perché 6 famiglie, di conseguenza bisognava andare a mangiare, abbiamo figli anche noi, di conseguenza bisogna lavorare, bisogna... Quindi l'unione fa la forza. Alla fine esatto. Tutti quanti avete non un'azienda agricola, diciamo, di quelli modelli attuali fatti di una sola famiglia con magari una persona sola che lavora, ma un'impresa vera e propria in cui ognuno si occupa magari di un aspetto in particolare. Sì. Bene, del radicchio ci sarebbe ancora tantissimo da dire. Noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a una prossima puntata in cui potremo parlare ancora di prodotti tipici della nostra zona. Ringraziamo intanto l'azienda Marcon e il signor Renzo in particolare per averci fatto scoprire questa realtà. A me fa solo piacere, comunque ringrazio io voi della vostra attenzione. Ecco, arrivederci allora a un altro appuntamento. E alla prossima.